Benvenuto! Con questa videoguida vogliamo mostrarti le principali funzioni di questo sistema di supporto alle decisioni. Lo scopo è quello di aiutarti nell'individuare aree di interesse per la produzione forestale, mettendo a disposizione una molteplicità di livelli informativi relativi alla gestione forestale, ai vincoli ambientali e all'accessibilità dei boschi, permettendo anche la stima della provvigione e dei costi di cantiere. Il sistema è strutturato come un WebGIS. Nella parte sinistra dello schermo abbiamo l'area della mappa, mentre nella parte destra abbiamo il pannello per la ricerca delle particelle e la visualizzazione delle statistiche e della stima di prelievo ed economica. Possiamo decidere di ricercare un'area di interesse sia scorrendo e ingrandendo la mappa, utilizzando la rotellina del mouse, oppure in alternativa decidendo di utilizzare la casella di ricerca posta in alto a destra. Diversamente è possibile dirigersi direttamente a una particella catastale conoscendone gli estremi. Il sistema fa automaticamente zoom sulla particella selezionata. Alternativamente è possibile anche selezionare più particelle contemporaneamente utilizzando appunto la funzione di selezione con poligono. Il sistema è strutturato con oltre 30 livelli cartografici suddivisi in 3 gruppi che troviamo nel pannello livelli in alto a sinistra. Abbiamo un primo livello dedicato alla gestione forestale, nella quale troviamo le categorie forestali, il volume stimato, l'accessibilità tramite gru e tramite trattore ed altri livelli informativi fondamentali per la gestione forestale. Abbiamo poi un livello dedicato ai vincoli ambientali e paesaggistici e infine un livello dedicato alle basi cartografiche, tra le quali troviamo una carta topografica e le ortofoto ad altissima risoluzione più recenti prodotte dalla nostra regione. Il sistema poi carica dinamicamente sulla base dei livelli selezionati la legenda posta nel pulsante sottostante. Una volta che abbiamo individuato le nostre particelle, selezionandole, è possibile appunto chiedere al sistema di calcolare le statistiche di base, utilizzando l'apposito pannello. Qui vengono visualizzate alcune prime informazioni statistiche, come ad esempio la superficie totale, la percentuale di superficie forestale, i volumi totali presenti e le percentuali di superficie accessibili da trattore e da gru a cavo. Il passaggio successivo è quello che ci consente di fare una stima del prelievo, in particolar modo utilizzando o il metodo automatico che è basato sull'analisi statistica dei PRFA, i piani di riqualificazione forestale e ambientali, oppure inserendo un valore di saggio manuale espresso in percentuale. Infine c'è la possibilità di fare una stima economica di quelli che sono i costi di cantiere, in questo caso o utilizzando i valori predefiniti, basati anch'essi sull'analisi statistica dei PRFA, oppure inserendo manualmente i valori che ci interessano. In seguito è possibile scaricare i dati dettagliati e completi all'interno di un foglio di calcolo. Il file scaricato è diviso in ben 8 fogli, ognuno riportante informazioni tematiche di tipo differente. Il primo foglio riguarda l'inquadramento amministrativo e gestionale delle particelle selezionate, laddove ogni singola particella è riportata su una riga distinta. Qui abbiamo informazioni appunto relative ad esempio all'ispettorato e alle sezioni forestali di competenza, alla litologia e eventuali forme di utilizzazione boschiva presenti.
La morfologia riporta dati invece relativi, ad esempio, all'altitudine, alla pendenza, all'esposizione. Le categorie forestali invece riportano appunto la suddivisione per categorie forestali di ogni singola particella, utilizzando le definizioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il foglio dei vincoli invece ci mostra eventuali vincoli presenti su ogni singola particella catastale selezionata e con un link che ci porta direttamente allo strumento normativo o gestionale eventualmente presente. I fogli più interessanti ovviamente sono gli ultimi, in particolar modo quello sui dati dendro-ussometrici, dove vengono ripartite le varie superfici forestali, il volume medio, volume totale, incremento medio, incremento totale, il foglio sul volume utilizzabile, che è quello che tiene in considerazione il saggio di utilizzazione indicato o quello che viene calcolato automaticamente, e infine la stima economica dei costi di cantiere basata su gru a cavo o trattore forestale. L'ultimo foglio è quello relativo ai metadati, ovvero i dati sintetici che illustrano tutti i livelli informativi utilizzati con i rimandi ai siti internet d'approfondimento. Grazie per aver seguito questa videoguida. Buon lavoro!